Lunedì 2 dicembre, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza e da Luca Ciliberti. Oggi parleremo del divieto dei social ai minori di 16 anni in Australia, cosa ne pensano i nostri giovani e non solo, poi ancora dei seminari che stanno per partire a Catania, seminari e corsi di Sant'Agata a Catania appunto, e poi di un libro, il di Clemente Cipresso, Il salto nel buio. Ma cominciamo con una notizia delle ultime ore. A Palermo la Guardia di Finanza ha scoperto al villaggio Santa Rosalia questo arsenale qui, 14 pistole e 1400 proiettili. Erano proprietà disposti da un uomo che si dichiarava nullatenente ma in realtà aveva una villa a Ciaculli. Sono armi che successivamente venivano messe a disposizione della criminalità organizzata e negli ultimi mesi anche dei giovanissimi che sono stati protagonisti di risse scoppiati nei luoghi della movida e finiti nel sangue. La guerra dell'acqua, continua l'occupazione della diga Ancipa, contesa fra i comuni dell'Ennese e Caltanissetta. Il capo della protezione civile Cocina ha detto che il livello dell'acqua è cresciuto di oltre 1 metro grazie alle recenti precipitazioni, ma dall'opposizione si continuano a chiedere le sue dimissioni. Vediamo. Nel centro Sicilia è ormai guerra per l'acqua. 1 migliaio di cittadini, capitanati dai sindaci di 5 comuni dell'Ennese, avevano occupato la diga Ancipa e bloccato la condotta per Caltanissetta. La protesta è continuata con l'occupazione della diga, che ormai può rifornire soltanto 5 comuni dell'Ennese: Troina, Galliano Castelferrato, Ceramini, Cosia e Sperlinga, ma che in questi giorni vede ancora collegate Caltanissetta e San Cataldo, dove l'acqua dei pozzi arriva in quantitativi non sufficienti a causa di grosse perdenze lungo la conduttura che dovrebbe portare acqua al capoluogo nisseno da Butera. L'isola ormai è secco, nonostante negli ultimi 17 anni la regione abbia investito 2 miliardi di euro per contrastare la siccità. In una nota il coordinatore della cabina di regia e capo della protezione civile regionale Salvo Cocina ha parlato di un aumento di oltre 1 metro dell'acqua contenuta all'interno della diga Ancipa grazie alle precipitazioni di questi giorni, e altre piogge sarebbero attese in settimana. Intanto il parlamentare regionale del PD e componente della giunta di Troina, Fabio Venezia, chiede a Schifani di rimuovere immediatamente Cocina dalla sua carica. Sta dimostrando di essere inadeguato, ha detto Venezia, che afferma che non una goccia d'acqua andrà verso i paesi del Nisseno, poiché vanno salvaguardati i territori dell'Ennese che rischiano di rimanere a secco. E proprio a tal proposito Cocina, fiducioso per le precipitazioni di questi giorni, ha invitato cittadini e amministratori al ragionamento e al dialogo responsabile. Abbiamo il dovere, ha detto, di garantire un minimo di acqua a tutti, sia all'Ennese che al Nisseno. E intanto nel Trapanese è psicosi salmonella, mucchina e acqua minerale vanno a ruba dopo l'allarme per la presenza di salmonella nella rete idrica che distribuisce l'acqua in 15 comuni nel Trapanese. Vediamo. Nei 15 comuni del Trapanese, dove da giovedì sera è scattato l'allarme della presenza del batterio della salmonella nell'acqua distribuita da Sicilacqua, è partita la caccia alla mucchina. Nei supermercati e nelle farmacie è impossibile trovare il disinfettante, così come era accaduto nel periodo del Covid. Stessa situazione per l'acqua in bottiglie, scaffali vuoti e gente che fa il pieno fino all'inverosimile di acqua minerale per sopperire al mancato utilizzo per uso alimentare dell'acqua che arriva dai rubinetti. L'ASP infatti ha vietato l'utilizzo dell'acqua sia per usi alimentari ma anche per altri usi. Dopo l'annuncio della presenza del batterio, i supermercati sono stati presi così d'assalto come i distributori di acqua all'ingrosso. Come ai tempi della pandemia, in tutti i comuni è scattata la corsa all'acquisto forsennato. Del resto, tra i consigli disposti dall'ASP c'è quello di bollire l'acqua o ancora meglio utilizzare l'acqua in bottiglia. A far discutere in queste ore è soprattutto la carenza di informazioni chiare e la difficoltà di reperire la mucchina, consigliata pure dall'ASP per disinfettare le cisterne. La mucchina ormai è diventato un bene così prezioso che è diventato introvabile. Nei pochi negozi dove ancora il disinfettante si trova, questo viene razionato. Molti però ne hanno comprato in quantità importanti. Intanto sono stati effettuati nuovi controlli da parte di Sicilacque e in attesa degli esiti la tensione è ancora massima e la gente continua a riempire i carrelli di acqua.
A Catania, dopo la recente rapina a un gioielliere di via Giacomo Leopardi, parla la mamma di una negoziante che ha assistito alla sparatoria avvenuta in pieno centro. Quel rapinatore, dice la donna, sparava tra la gente. Mia figlia è ancora sotto shock. Prima il colpo in aria per intimidirlo, poi addosso, per farsi consegnare lo zaino pieno di preziosi, incuranti di aprire il fuoco in pieno giorno a Catania. Teatro dell'assalto ad un gioielliere ferito al ginocchio e dimesso dal Cannizzaro, la centralissima via Giacomo Leopardi, già addobbata per il Natale, è salita agli onori della cronaca per una sparatoria in strada che avrebbe potuto avere tragiche conseguenze. Il grave fatto di sangue è avvenuto proprio davanti a questo negozio di abbigliamento. La titolare è a casa sotto shock. Mia figlia era messa qua dietro la vetrina che ovviamente cercava di chiamare qualcuno, ma chi chiamava? Mia figlia ora ha paura di venire qua perché ovviamente in pieno giorno, mezzogiorno e un quarto, non so se lei si può rendere conto, qui passano un sacco di persone, bambini, ragazzi e quindi mia figlia ha visto questo signore che ovviamente sparava, peraltro un bossolo è arrivato là, peraltro un altro credo che sia arrivato in una parte di questo muro, siamo arrivati alla frutta, cioè veramente non si può uscire più per andare a lavorare, questo è terrificante. Il rapinatore, che forse conosceva bene abitudini e movimenti del gioielliere, lo ha seguito per un breve tratto di strada per poi passare all'azione sparando e darsi alla fuga grazie ad un complice che lo attendeva in scooter. Saranno le telecamere poste tra le vie Leopardi e Fulci a fornire gli elementi giusti agli agenti della squadra mobile che hanno sentito la vittima e diversi testimoni nel tentativo di risalire agli autori dell'audace assalto armato. Un fondo unico per la promozione turistica è una norma che imponga di mettere a bando tutte le opportunità regionali e la soluzione individuata dall'Assemblea regionale siciliana per impedire nuovi scandali di contributi a pioggia. Non accenna a fermarsi la polemica sull'uso dei fondi per il turismo della regione siciliana assegnati a enti e associazioni amiche. Dopo il caso Auteri piovono le denunce, si va dal comune di Castel di Lucio, che ha già smentito tutto con dovizie di dettagli tecnici, al comune di Alcamo. E ora la vicenda è diventata politica, sbarcando all'Ars, dove la soluzione sembra essere tagliare fuori del tutto proprio le associazioni del terzo settore. Una inedita coincidenza di intenti fra maggioranza e opposizione, in base alla quale si vorrebbe creare un fondo unico, almeno secondo quanto dichiarato durante la trasmissione Il Punto. La soluzione secondo me è anche abbastanza semplice, l'ho riportata anche se in aula qualcuno ha osservato delle critiche, perché ritengo che quella più semplice sia quella di fare un bando pubblico e di creare un fondo. Io rimarco ancora una volta, per far sì che non ci debba essere alcun genere di dubbio, che intanto in questa manovra finanziaria non ci siano associazioni. C'è anche a dire che esistono poi delle associazioni come quella di Biagio Conte, piuttosto che associazioni che si occupano di temi assolutamente delicati che secondo me dovrebbero avere un occhio d'attenzione. Nonostante i tanti distinguo, sembra esserci convergenza sull'idea del fondo e dei bandi, anche se questo paralizzerà la spesa. Sono assolutamente d'accordo con il Presidente nell'andare a fare una norma dell'Assemblea, però con criteri che stabilisce l'Assemblea, per fare dei bandi aperti a tutti e per premiare gli eventuali meritevoli. Per Di Paola si può fare la norma già da lunedì. Ho fatto un appello a tutti i capigruppo, già da lunedì scriviamo insieme, o meglio, modifichiamo norme che già sono esistenti, perché ci sono già delle norme che possono essere modificate, attualizzate al 2024 e poi lì andiamo a mettere i fondi. Tutti d'accordo dunque, ma sembra difficile che, passata l'ondata polemica, i 70 di Sala d'Ercole alla prova dei fatti facciano passare una impostazione che priva i deputati di queste piccole risorse da distribuire nei loro territori. Torniamo in diretta, è il momento della rassegna stampa siciliana con Luca Ciliberti. A te Luca. Grazie Michele, allora cominciamo a sfogliare i quotidiani. Oggi insomma tutto centrato sulla questione dell'Ancipa, perché è stata una settimana durissima e quella che si apre oggi non sarà certamente diversa, manca l'acqua e quindi insomma ci si attrezza e ci si deve attrezzare in qualche modo. La questione dell'Ancipa la Sicilia la mette in taglio alto, nella prima delle due notizie in taglio alto, che è proprio questa: emergenza idrica nell'Ennese e nel
nel Nisseno, acquedotto Ancipa sabotato, un esposto, la risposta al blitz. Un'altra notizia in taglio alto che potrebbe essere tranquillamente una notizia d'apertura, visto che siamo già al 2 dicembre e si avvicina il Natale, eccolo qua, le tariffe aeree, la stangata di fine anno, spiccano il volo solo i biglietti perché appunto Milano-Catania arriva a costare fino a 900 euro e c'è poco da fare, insomma non servono a poco le misure messe in atto dalla Regione. La fotonotizia d'apertura del quotidiano è dedicata all'Etna, a straordinario impatto visivo questa immagine, perché arriva il primo freddo e quindi l'Etna è diventato bianco, prima neve stagionale sul vulcano, poi il sole cambia la skyline a bassa quota, ci sono stati nevicate fino a 1300 metri, quindi diciamo proprio a bassa quota. C'è un'inchiesta del quotidiano La Sicilia che mette in pagina questa notizia: scure sulla Sicilia, persi 338 milioni di euro. Si tratta del Fondo di Programmazione e Sviluppo. Il governo nazionale definanzia 79 progetti della regione e delle 3 città metropolitane. Adesso queste notizie le andremo a vedere in pagina, lo facciamo subito, partiamo appunto da questa notizia, da questo taglio, da questa scure che arriva dal governo nazionale. Che cosa è successo? Questo taglio intanto investe, abbiamo parlato di crisi idrica, di dighe incomplete, sono stati persi anche i soldi per dighe e discariche. Nessuna obbligazione giuridicamente vincolante alle scadenze del 2022-2023, il CIPES, che è appunto l'organismo che si occupa di questi finanziamenti, definanzia 79 progetti e qui ci sono tutti quelli a rischio. Leggiamolo in un passaggio del pezzo, che cosa è successo. Lo partiamo da qua. L'importo stavolta è davvero record, oltre 338 milioni che l'isola ha perso per sempre. Si tratta di fondi dei piani di sviluppo e coesione assegnati alla regione, risorse sulle quali arriva la scusa del comitato interministeriale, che è quello che Matteo Renzi appunto voleva rottamare. Su proposta del ministro della coesione Raffaele Fitto a Bruxelles, ha tecnicamente definanziato le risorse assegnate alle 4 istituzioni regionali. Il quadro d'Italia: 45 progetti della regione e più 4 ovviamente che riguardano le città metropolitane. Nella lista delle opere finisce di tutto, anche quelle dell'emergenza idrica, ad esempio il consolidamento della diga di Sueri di Gela, con oltre 20 milioni persi, che è una di quelle che entra appunto nel battage, nella polemica della crisi idrica proprio a Caltanissetta, nella battaglia dell'acqua, nella guerra dell'acqua tra Caltanissetta e Agrigento. Allora andiamo a vedere nella pagina che riguarda la guerra dell'acqua, la Sicilia e l'Ancipa. L'Ancipa bassa è stata manomessa, Sicilacque scarica la regione, e qui c'è anche un giallo, no? Che si contorna di giallo questa vicenda. Perché lo spieghiamo velocemente leggendo un passaggio dell'articolo in pagina. Prima i sindaci di 5 comuni ennesi hanno fatto sentire la loro voce negli uffici della protezione civile, hanno ottenuto l'ok al distacco dell'Ancipa dai comuni di Caltanissetta. Questi comuni ennesi sono dipendenti totalmente dall'Ancipa, alcuni comuni di Caltanissetta no. Hanno ottenuto l'ok. Che cosa succede? 24 ore dopo le urla del sindaco di Caltanissetta, che è stato subito accontentato. Allora che succede? I manifestanti assaltano l'Ancipa, aprono i cancelli e c'è qualcuno che ha scacciato, diciamo così simbolicamente, che ha schiacciato l'interruttore che manomette la valvola che porta l'acqua ai comuni nisseni, che sono rimasti questa volta senza acqua. Quindi insomma una vicenda certamente è stata chiamata, no, Michele, la guerra dei poveri, perché poi di fatto è questa. Nel frattempo però ieri sera è arrivato un comunicato della regione che dice: siccome ha piovuto il livello ora dell'Ancipa sale, e stanno con delle condotte approntate negli ultimi giorni, stanno cercando di far risalire il livello della diga. Poi c'è un'altra notizia che ovviamente abbiamo letto in prima pagina: le stime di Assautenti sulla stangata delle tariffe aeree, picco di quasi 900 euro per un Milano-Catania andata e ritorno fra il 21 dicembre e il 6
6 gennaio, che è, guarda caso, il periodo in cui è stato messo in funzione il famoso treno della regione di cui abbiamo parlato. Andiamo sempre sulla Sicilia a vedere la prima pagina di Catania, dedicata a Catania, il tomo di Catania. La notizia d'apertura ovviamente è dedicata al gioielliere ferito. Dai video la verità. Le indagini della polizia si concentrano sui filmati delle telecamere, caccia ai rapinatori. La vittima fortunatamente è stata dimessa dall'ospedale, è stata sentita dagli investigatori per ricostruire quanti più dettagli possibili. E in pagina ovviamente il racconto di questa vicenda di mancata sicurezza urbana. Poi vedete il vulcano imbiancato fino a quota 1350 metri, ma il sole poi scioglie la poca neve, insomma il destino del nostro vulcano. La stagione sciistica non parte mai praticamente, anche per questo motivo. Poi c'è ancora, lo sottolineiamo in taglio alto qui tra le notizie di Catania, il dibattito aperto sulla questione degli archi della Marina. Che futuro dovranno avere gli archi della Marina? Patrimonio irrinunciabile, dice qualcuno, della nostra città. Quindi il dibattito è aperto. Questa volta parlano Luca Madonia, che è un cantautore, e l'attrice Guglielmo, a testimonianza insomma che questo dibattito prende e appassiona tutti. Cambiamo quotidiano, andiamo a vedere il Giornale Sicilia, che è un'apertura diversa e si concentra, il Giornale Sicilia, il quotidiano con sede a Palermo, si concentra sulla movida violenta a Palermo, le notti della Palermo violenta, un titolo un po' che richiama, no, quei titoli dei film anni 70. Eppure, siccome gli episodi si ripetono, c'è un allarme sicurezza che dilaga oltre le aree della movida. Altre 24 auto danneggiate alla Statua, una discoteca in una rissa con 30 ragazzi, manda 5 buttafuori in ospedale. Davvero numeri pesantissimi. Ennesimo raid contro le macchine in sosta e botte da Orbi allo Shazam, che è appunto questa discoteca. C'è in pagina ovviamente la questione della diga Ancipa, anche qui diga Ancipa occupata, denuncia di Sicilacque, quindi vedete la questione della guerra dei poveri. E poi a centropagina le notizie che riguardano lo sport, perché il Palermo è ritornato a vincere alla Barbera contro lo Spezia, secco 2-0, e poi il dramma, questo lo racconteremo dopo nella rassegna stampa nazionale, che cosa è successo a Firenze a questo giocatore di 22 anni che è svenuto in campo e adesso è ricoverato in prognosi riservata a Firenze, si chiama Edoardo Bove. Vediamo anche la prima pagina della Gazzetta del Sud, che nella pagina, ovviamente nell'edizione di Messina, si concentra sul waterfront, così lo chiamano, diciamo, gli addetti ai lavori della Messina del futuro, in un progetto appunto la Messina del futuro. Dal recupero delle aree ferroviarie passa alla riqualificazione del waterfront, che è l'affaccio al mare della città. Cosa prevede il piano particolareggiato del Piau, arrivato a una fase decisiva in vista dell'accordo di programma con RFI. Allora vediamolo subito questo piano che insomma il comune diciamo sposa abbondantemente. Eccola qua, così la città vuol riprendersi il suo mare. Devo dire, questi rendering fanno immaginare, eccole qua le foto, no Michele, fanno immaginare una città moderna come dovrebbe essere, soprattutto in questo luogo prezioso che è lo Stretto, no? unico al mondo. Prima di Natale però poi ci sono le lungaggini burocratiche. Allora qua la lista delle lungaggini burocratiche. Prima di Natale l'incontro tra il Comune e RFI per il decisivo accordo di programma sulle aree ferroviarie dismesse, e quindi poi il piano prevede parchi, centri direzionali, strutture commerciali ricettive e spiagge attrezzate. E qui ci sono all'interno del pezzo tutti i passaggi di questo futuro che potrebbe vedere Messina protagonista. L'ultima notizia la vediamo in pagina e riguarda sempre qui dalla Gazzetta del Sud la polemica sui dirigenti regionali. Nei giorni scorsi c'era stato diciamo, la volontà espressa anche attraverso i quotidiani di cambiare molti dirigenti regionali, di confermarne solo alcuni, e allora scoppia la polemica, ovviamente tutta politica, dice, contro il Presidente della Regione. La polemica è un attacco appunto al Presidente della Regione. Schifani dice la linea è tracciata, ma la CISL e il PD appunto dicono che bisogna cambiare totalmente le regole, perché poi
in estrema sintesi questi dirigenti regionali restano solo burocrati e non fanno per nulla il loro mestiere come dovrebbero farlo. Questo è l'attacco ovviamente dell'opposizione al governo Schifani. Prego Michele. Bene, e allora adesso è il momento di dare un'occhiata al traffico, lo facciamo con l'aiuto, eccola qua, già la vice ispettore Nada Truglio da Lentini. Buongiorno ispettore, qual è la situazione del traffico soprattutto per quanto riguarda la Sicilia centro-orientale? A lei la parola. Cominciamo subito col segnalare sulla tangenziale di Catania un incidente stradale che si è verificato al chilometro 1 in direzione Messina. Le nostre pattuglie sono già sul posto e l'incidente è in via di risoluzione. E sempre sulla tangenziale di Catania segnaliamo code e rallentamenti in direzione Siracusa. Ci spostiamo sulla 18, sulla Messina-Palermo, dove ci sono rallentamenti e code tra gli svincoli di Giarre e Aci Reali in direzione sud a causa della presenza di cantieri stradali post-alluvione. Continuando sulla 19 Catania-Palermo, ricordiamo che rimane chiuso lo svincolo di Enna in direzione Palermo. Mentre invece sulla Messina-Palermo, ricordiamo al momento la situazione del traffico è regolare, tuttavia sono previste delle chiusure in ore serali e notturne nei tratti in direzione Messina. Più precisamente verrà chiuso il tratto tra Brolo e Patti in direzione Messina dalle ore 22 alle ore 6. Mentre sempre in direzione Messina verrà chiuso dalle ore 20 alla mezzanotte il tratto tra Rometta e Villafranca. In entrambi i casi il percorso alternativo è la strada statale 113. Inoltre si segnalano sulla SS 192 la Valle del Dittaino un'interruzione al chilometro 47+200 per la demolizione del ponte Dittaino e il percorso alternativo è rappresentato dall'autostrada Catania-Palermo tra gli svincoli di Dittaino e Catena Nuova. Prima di salutarvi le consuete raccomandazioni. Vi ricordiamo che la velocità e la distrazione sono le principali cause di incidenti stradali. Pertanto vi raccomandiamo innanzitutto di rispettare quelli che sono i limiti di velocità e soprattutto di non fare uso di telefoni, tablet o altri dispositivi elettronici mentre si è alla guida, perché appunto creano distrazione e sono fonte di incidente stradale. Dalla Polizia Stradale Compartimento Sicilia Orientale è tutto, vi saluto e vi auguro buon viaggio e buon inizio settimana. Grazie all'ispettore Nada Truglio, adesso diamo un'occhiata al Tondo Gioeni in diretta vedere un po' la situazione del traffico da quelle parti. Proviamo, ecco, direi in direzione da una parte scorrevole e dall'altra, vabbè, qualche piccola coda che poi lì è determinata quasi sempre dai semafori pedonali, come sapete, che sono opportuni, necessari, ma poi il traffico si scioglie rapidamente. Niente di particolare direi, se non forse ecco, vedete, ci sono quei rallentamenti, ma quei rallentamenti sono dovuti più che altro e vedete, appena il semaforo è diventato verde il traffico è ripreso a scorrere. Bene, adesso facciamo una pausa, tra poco con il nostro Luca Celiberti, i giornali nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, diamo un'occhiata ai quotidiani nazionali, le prime pagine, non solo, con Luca Celiberti. Grazie Michele. Allora, 3 grossi argomenti in apertura e negli approfondimenti delle pagine nazionali. Il primo è sicuramente il licenziamento, diciamo, anzi lui dice le dimissioni, ma diciamo di fatto il giornale interpreta come un licenziamento dell'amministratore delegato di Stellantis Tavares, il conflitto in Medio Oriente con gli attacchi dei jihadisti in Siria e poi un altro grande argomento ovviamente riguarda la questione del calciatore che abbiamo visto prima, Edoardo Bove, che è svenuto in campo. Lo troveremo tutto sulle prime pagine. Partiamo dal Corriere della Sera, eccolo qua, il titolo principale, l'apertura è sulle questioni internazionali, politiche internazionali che riguardano la Siria, raid russi sui ribelli, Mosca bombarda, vittime tra i civili, colpito il collegio francescano di Aleppo, Putin
l'Iran in soccorso del regime di Assad, i vertici dell'Unione Europea a Kiev, saremo al vostro fianco. Qui insomma mischiano ovviamente i due conflitti, quello in Siria e quello tra Russia e Ucraina, perché si era parlato nei giorni scorsi della tregua, di una possibile tregua. Kiev ovviamente chiede ancora armi e sostegno prima di come dire, ritirarsi o comunque ritornare sulle proprie posizioni. E poi vedete qua in pagina, nella parte centrale, il taglio centrale del giornale, crisi Stellantis, il ribaltone via Tavares, poteri a Elkann, l'ipotesi poi di accordi con la Renault. Questa questione di Stellantis apre ovviamente un tema che è quello della crisi dell'auto in generale in tutta Europa. E poi, come vediamo, abbiamo detto anche diciamo in premessa, eccolo qua, la questione che riguarda il calciatore Edoardo Bove, incubo, Fiorentina, Bove crolla in campo, i ragazzi in lacrime, il ricordo di Astori, che è stato un altro calciatore, che questo però è morto, il capitano della Fiorentina, è morto in campo. Paura nella Fiorentina, il 17° per il centrocampista viola Edoardo Bove, crolla a terra privo di sensi, disperati compagni avversari, il giocatore ora è in terapia intensiva e la partita è stata rinviata. C'è poi diciamo, per quanto riguarda la politica nazionale, anche la corsa per sostituire il ministro Fitto, che è diventato vicepresidente e commissario europeo. Foti, il capogruppo del Partito di Fratelli d'Italia alla Camera, è in pole position. Allora andiamo a vedere tutte queste notizie negli approfondimenti. Partiamo proprio da Tavares. Che è successo? Crollano vendite e titoli. Via Tavares, la crisi Stellantis travolge il manager, dimissioni con effetto immediato, sono stati informati Mattarella e Meloni, e questo si lega anche agli scioperi, alla crisi dell'automotive della Germania, con gli scioperi tra i più violenti in Germania. E guardate qua, nell'attacco del pezzo del Corriere, aveva definito l'elettrificazione una pistola puntata alla tempia per l'industria dell'auto, ed è la prima vittima eccellente che è stato proprio lui, Carlos Tavares, in una domenica agitata, dopo ovviamente i tagli minacciati da BMW, Ford, Mercedes, con i sindacati tedeschi che promettono scioperi a oltranza in casa Volkswagen per scongiurare la chiusura di 3 fabbriche. Quindi questo è diciamo il contesto in cui si muove queste dimissioni. Quindi vedete, non è solo un manager, seppur di altissimo livello, che va via, ma è proprio il sintomo di questa crisi dell'auto. Vediamo che succede nel gruppo Elkann, lo vediamo sempre dal Corriere della Sera. Adesso poi vedremo i quotidiani di Stellantis, la stampa su tutti i poteri a Elkann, sul gruppo dell'auto le incognite del futuro, i super compensi del manager e l'ipotesi di accordi con Renault. Tavares esce dopo uno scontro forte, lo leggiamo nel pezzo, le sue opinioni sul futuro della casa automobilistica divergevano completamente. Proprio lui che ha percepito uno stipendio, pensate, di circa 40 milioni di euro l'anno, e dovrebbe essere liquidato con una cifra che si potrebbe avvicinare ai 100 milioni, numeri ovviamente impensabili per le persone cosiddette normali. Però c'è l'intervista a Max Bomber, che è il vertice delle imprese dell'Unione Europea, che spinge, vedete, questo è un cambio di paradigma, ritorna ancora la questione del nucleare, sì all'atomo, serve l'energia nucleare, chiede Fubini in questa intervista, non possiamo fare a meno di continuare a produrre elettricità da nucleare, nell'immediato bisogna pensare a fonti rinnovabili più classiche come l'eolico e il solare, alla lunga anche l'idrogeno e al nucleare, abbiamo bisogno di tutto questo mix energetico. La scelta della Germania in questo caso di chiudere le sue centrali nucleari non è stata realistica, e secondo appunto Max Bomber si paga anche questo. Vediamo come affrontano la notizia gli altri quotidiani. La Repubblica, eccolo qua, Tavares si dimette, lascia l'amministratore delegato del gruppo, l'azienda divergenze con il CDA, e poi i tagli, vedete, scioperi alla Volkswagen e nelle fabbriche tedesche. Questa è la notizia d'apertura della Repubblica, e il malore in campo, come vedete, paura e lacrime per Bove. Andiamo a vedere la Stampa, dicevamo prima.
Eccolo qua, quotidiano di Stellantis, rivoluzione Stellantis, via Tavares. Stellantis cambia, la D, Carlos Tavares ha presentato le dimissioni al CDA, accettata all'unanimità, già in corso il processo per la nomina di un nuovo amministratore delegato. Si parla della prima metà del 2025. Nel frattempo tutti i poteri a Elkann, informato il capo dello Stato e la Premier Meloni. Adesso i partiti chiedono però che questa informativa venga portata anche in Parlamento, perché è facile immaginarlo, ci sono ovviamente migliaia di lavoratori italiani che verranno coinvolti da questa rivoluzione Stellantis. Vediamo invece, per curiosità, come affronta il Fatto Quotidiano, che ovviamente non è un quotidiano amico degli Elkann, dell'establishment, questa questione. Diciamo, qui non si tratta, dice di fatto, il titolo è via pure Tavares, Stellantis e l'auto sempre più in fuga. Diciamo, la questione che affronta il quotidiano, il Fatto Quotidiano, è, dice, ma quale dimissione? Qui si tratta di un licenziamento in tronco, significa, ecco vedete, come un licenziamento in tronco significa che il gruppo è in crisi, accompagna alla porta il manager per andarsene subito, però chiede lo stipendio garantito, e poi insomma nei passaggi del pezzo dice: se avessero diciamo, immaginato questa questione avrebbero avuto subito il nome pronto, quindi insomma non sarebbe stato così pesante anche per l'industria automobilistica. Andiamo a vedere gli altri quotidiani. Andiamo sui quotidiani, eccolo qua, quotidiani economico-finanziari. Vedete, questa è diciamo, la prima pagina fredda del Sole 24 Ore, cassa integrazione, le aree più colpite da Ascoli a Biella. Il Sole 24 Ore, quotidiano di Confindustria, anche qui invece andiamo a vedere i quotidiani politici come affrontano la vicenda. Eccola qua, tutte sulle prime pagine. Il Giornale, quotidiano di centrodestra, terremoto ai vertici dell'auto, Stellantis licenzia, vedete qui, Tavares, quindi non si tratta di dimissioni, qui è bello messo in chiaro, nero su bianco. Dopo lo scontro, le dimissioni, la politica, Elkann riferisca in aula. E ancora Libero. Le casse, apertura diversa, diciamo, rispetto agli altri quotidiani. La Verità su Caivano, le case extralusso dei camorristi rossi, gli abusivi sgomberati protestano in piazza con bandiere sovietiche, le foto dei loro appartamenti però in stile Gomorra tra VC dorati e marmi. Certo, le foto fanno un po' davvero impressione, stiamo parlando dei camorristi di Caivano. Poi andiamo a vedere, sempre su Stellantis, guardate La Verità, salta il capo della Fiat, diciamo con una semplificazione titolistica, la Fiat ovviamente diciamo, si chiama Stellantis adesso, doveva mollare nel 2026, il disastro anticipa la resa dei conti. E poi La Verità mette anche in prima pagina la questione del Movimento 5 Stelle, Davide Casaleggio, il figlio di Casaleggio, il fondatore del Movimento 5 Stelle insieme a Grillo, il piano di Conte, sciogliersi nel PD e poi candidarsi a segretario Dem, quindi insomma questa è la prospettiva. E tra l'altro diciamo così, visionaria in qualche modo lo dice solo lui per del ora, quotidiano La Verità, insomma. Maurizio Belpietro come sempre spinge su queste questioni. Andiamo a vedere invece Il Tempo, che in questo periodo è un quotidiano diciamo abbastanza spinto a destra in questo senso, quindi chi farà centro, eccolo qua, perché il tema è convogliare il grande centro nella partita politica, quindi chi farà centro. Noi Moderati lancia la sfida nel centrodestra, Gelmini sarà capogruppo, ieri c'è stata l'assemblea nazionale appunto di Noi Moderati, scoppia il caso Biancofiore, a sinistra il gioco delle primarie e i veti su Renzi. Poi c'è l'intervista anche a Maurizio Lupi, che è diciamo, il leader di questo partito, piccolo partito centrista, poi quasi sempre determinante per le sorti, come è sempre stato, cioè per le sorti della politica italiana. Vediamo qualche quotidiano di altra area, velocemente. Eccolo qua, il Fatto Quotidiano in apertura non mette Stellantis, ma mette la questione dei migranti, Tirana, piano B sul CPR vuoto, prigione per detenuti albanesi. Ecco, diceva, si dovrebbe passare questo, secondo il Fatto Quotidiano, da un centro di prima accoglienza, di ricovero di prima accoglienza, a prigione per detenuti albanesi. L'opzione pronta, se mercoledì la Cassazione gli darà torto. Andiamo a vedere anche un altro quotidiano che ha un'apertura interessante, tra l'altro quasi d'inchiesta. Al manifesto della Onlus hanno aderito decine di esponenti Fratelli d'Italia e Lega. Di chi si tratta? Si tratta dei Pro Vita e Forza Nuova, che professano Dio, immobili e conti svizzeri. Questa è nella semplificazione
semplificazione del quotidiano di Domani, gli affari appunto tra Pro Vita e Forza Nuova. L'associazione anti-aborto è vicinissima al governo, ora si scopre che ha rapporti finanziari con i neofascisti e il presidente Brandi ha comprato da Roberto Fiore immobili per 160.000 euro, diventate poi sedi di Forza Nuova e Pro Vita. Questa è l'apertura del Fatto Quotidiano di oggi, e con questa chiudiamo anche la nostra rassegna stampa. Molto bene, adesso è il momento di dare un'occhiata al tempo. Pronti per uscire, vediamo che tempo fa. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di domani sole protagonista sulla Sardegna e il centro-nord, il contesto si presenterà dunque stabile e asciutto. Maggiore variabilità sul resto del territorio e dunque sulla Sicilia, dove avremo alternanza tra sole e nubi nell'arco della giornata, con precipitazioni che interesseranno principalmente il versante tirrenico e a tratti anche quello occidentale. I venti saranno ancora sostenuti a tratti sulle zone costiere, le temperature massime non subiranno particolari variazioni. E dunque anche per la giornata di martedì avremo tempo stabile per lo più sul territorio, una giornata parzialmente soleggiata, solo un po' di variabilità a tratti sul versante tirrenico, occasionalmente su quello meridionale e su quello occidentale, con precipitazioni a carattere sparso. I valori massimi non andranno oltre i 19-20 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Eccoci qua, il nostro ospite è il professor Guido Nicolosi, che insegna sociologia dei processi culturali e comunicativi. L'argomento del quale vogliamo discutere con il professore è il divieto, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, un disegno di legge, per la verità, approvato da entrambe le Camere in Australia per proibire i social, o perlomeno alcuni dei social in Australia. Sono TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X e Instagram. Se rimangono fuori YouTube, perché dicono utile agli adolescenti, e WhatsApp ovviamente, più anche i giochi online. I giochi online non vengono proibiti. Allora ci vorrà un anno di tempo prima che entri in vigore questa nuova legge, e non è necessario fornire documenti di identità. Saranno insomma i genitori a occuparsi del tutto. Professore, prima di entrare nel merito le chiedo subito qual è la sua opinione. Noi ieri abbiamo fatto un mini sondaggio qui a Catania e diciamo che grosso modo anche i giovani erano relativamente d'accordo, e poi c'è stata recentemente una giornata nazionale contro le dipendenze tecnologiche, e anche lì tra i giovani, diciamo fra i 10 e i 24 anni, che dovrebbero essere tutti contrari, invece c'erano anche una buona percentuale di favorevoli al divieto dello smartphone sotto i 14 anni, in Australia sotto i 16. La sua opinione, professore? Beh, la mia opinione non può che essere positiva, per un motivo molto semplice, che oramai la letteratura scientifica di pedagogisti, psicologi, sociologi naturalmente, va in maniera, diciamo, non dico unanima, ma quasi unanima, in un'unica direzione, nel segnalare come dire, le criticità notevoli che dal punto di vista dello studio, dal punto di vista psicologico, dal punto di vista delle implicazioni sociali, l'utilizzo massivo di queste tecnologie e dei social comporta. Quindi la mia opinione è sicuramente positiva. Certo, mi pongo una questione forse come dire, meno scientifica e più pratica. In che misura queste misure, scusate il gioco di parole, siano realmente applicabili? Questa è la domanda, perché questa è una come domanda, si fa questa è una domanda quando scusi se la interrompo, l'abitazione di ogni ragazzino è piena di telefonini, di smartphone, di app, top, l'app, eccetera, eccetera. Quindi come si fa? Io credo che, infatti, la positività di questa proposta di legge, di questa, diciamo, si immagina, si spera, legge futura in Australia, diciamo, la positività risiede nel suo valore simbolico. Ecco. Perché, diciamo, non credo
credo che sia applicabile, a meno che non si riesca a convincere i grandi big player, diciamo, della tecnologia digitale a essere essi stessi gli attori, diciamo, in grado di impedire l'accesso ai giovanissimi. Come dire, modalità per aggirare l'ostacolo ce ne sono e sono infinite. Io credo che però abbia un valore simbolico che è più un messaggio ai giovani, ma soprattutto ai genitori. Però appunto, scusi di nuovo, ma facciamo finta, io sono fratello maggiore, mi intesto il telefonino al computer e poi lo passo al mio fratello minore, quindi aggiro rapidamente la cosa. Infatti, ripeto, l'applicabilità di questa norma mi sembra quantomeno, diciamo, discutibile, ecco. utopistica. Però, ripeto, il valore simbolico volto a segnalare un problema che, ripeto, oramai tutti gli scienziati sociali e anche gli psicologi ripetono costantemente, segnalare un problema soprattutto ai genitori, perché c'è chi parla di emergenza smartphone, c'è chi parla di demenza digitale, le potrei citare una infinità di articoli, di testi che mettono in evidenza i rischi notevoli, soprattutto per i più giovani. Quindi il problema esiste. Oggi siamo come dire, davanti ad una inversione di tendenza, soprattutto a partire dai paesi del nord Europa, per quello che riguarda l'Unione Europea, per cercare di recuperare margini, spazi di un ritorno anche, per esempio nel caso della didattica, ai testi scritti, alle pagine dei libri. Questo non per avere un atteggiamento, diciamo, tecnofobico di opposizione alle tecnologie, però è necessario che la società nel suo complesso come dire, capisca la rilevanza di questo problema, a partire dalle istituzioni educative, che a volte fanno un po' fatica. Il professor Nicosi, voglio ricordare, è autore tra l'altro di un volume dal titolo Media e Memoria, allineamenti di un nuovo culto del digitale. Ecco, ma professore, qual è eccolo qua, vediamo la copertina, qual è edito da Edit Press, qual è come dire, il guaio più grosso che possono provocare, che può provocare l'uso dei social ai più giovani, agli adolescenti? Perché leggo relazioni che parlano di ansia, depressione, peggioramento della salute mentale. Lei è d'accordo su questo? Sì, ripeto, non voglio apparire come un tecnofobico, ma senz'altro le evidenze scientifiche mettono in chiaro le, come dire, criticità nell'utilizzo massivo, ripetuto, compulsivo di queste tecnologie. Ovviamente qual è il problema centrale? Che queste tecnologie, per come sono diciamo, immaginate, costruite, realizzate, tendono effettivamente a favorire comportamenti compulsivi, ripetitivi e massivi. Quindi diciamo, io dal mio punto di vista il problema che trovo, diciamo, più rilevante riguarda la minore capacità da parte dei giovanissimi che fanno un utilizzo importante di queste tecnologie nello sviluppare pensiero critico, capacità di concentrazione, capacità di apprendimento. E poi nei casi più estremi naturalmente quei problemi che lui giustamente evidenziava. Non ultimi, soprattutto per le ragazze, un utilizzo, diciamo, si parla in letteratura di una dark room Instagram, un utilizzo esasperato del culto dell'immagine che è favorito da alcuni social come Instagram, favoriscono naturalmente problematiche legate per esempio alle disturbi alimentari, e un culto, un'ossessione per il corpo, per il fisico. Ecco, e qui entrano in campo i genitori, che è una grande questione. La questione cruciale perché è inutile che ce lo nascondiamo, spesso abbiamo detto i genitori, per calmare i figli o anche per occuparsi d'altro, gli mollano il telefonino a tenerissime età, ed effettivamente quell'universo enorme che è il web francamente non può non disorientare un bambino piccolo, un ragazzino, è una roba talmente
talmente enorme anche per un cervello in via di evoluzione che insomma, provoca certamente dei disastri. È d'accordo, professore? Assolutamente d'accordo e per questo motivo, come dicevo all'inizio, credo che i primi a dover, come dire, cogliere la portata simbolica di queste iniziative come quella australiana sono i genitori, perché se i figli utilizzano in maniera, tra virgolette, scorretta gli smartphone è perché innanzitutto siamo noi genitori che non siamo in grado di, come dire, educare i nostri figli. Non è un caso che se andiamo a guardare, ad esempio, faccio un esempio soltanto che però diciamo quotidiano, l'aumento degli incidenti automobilistici, ecco. Una enorme quantità di incidenti è causata oggi dall'utilizzo degli smartphone, spesso la messaggistica alla guida, e questi sono soprattutto adulti, genitori. Quindi se noi non riusciamo a comunicare e a far capire ai nostri figli che c'è un momento per fare un qualcosa, come per esempio guidare, un momento eventualmente per infatti il nuovo comunicare, codice che dovrebbe entrare in vigore assolutamente, lo proibirà e multerà severamente. Assolutamente. Però è proprio quello che sta dicendo lei. Però se lo fanno gli adulti immaginiamo proprio così, è proprio così. I più giovani. Proprio questo, infatti come dire, il ruolo educativo come lei giustamente prima sottolineava, a volte i genitori presi dalla frenesia della vita quotidiana preferiscono delegare ad uno strumento compito educativo che in realtà deve rimanere alle istituzioni educative, ai genitori, alla famiglia e anche diciamo, alle istituzioni culturali naturalmente. Ecco, un'altra domanda che le faccio è l'utilizzo a scuola, perché su questo anche ci sono dei divieti fino mi pare ai 14 anni Sì. E poi da lì in poi invece l'utilizzo didattico, no? con il contributo importante dei docenti che devono insomma, aiutare i giovani a utilizzarlo bene. Ecco, lei che ne pensa? Anche in questo caso la letteratura scientifica ci dimostra inequivocabilmente che l'utilizzo dello smartphone distrae gli studenti. Ecco. Anche quando paradossalmente lo smartphone è chiuso, è spento o è chiuso in non so, in uno zaino sì. Lontano dal proprio banco. L'utilizzo significativo nell'ambito scolastico di queste tecnologie, a mio avviso, non è utile e tante volte non è neanche necessario. A volte abbiamo la necessità, anche come istituzione educativa, di rifarci un look di modernità tecnologica e utilizziamo gli strumenti per poter dire e dimostrare quanto siamo bravi e quanto siamo moderni. Un po' una moda. Anche un po' una moda. Però ci tengo a sottolinearlo questo, diciamo che tante volte le cose possono essere fatte anche senza, bene, anche senza la tecnologia. E soprattutto esiste un grande limite di base. La scuola tante volte, per motivi anche economici, non utilizza delle tecnologie diciamo, didattiche, pensate per la didattica, ma delega alle famiglie e agli studenti, chiedendo ad esempio banalmente di utilizzare i loro smartphone. Quello che non ci si rende conto è che quando uno studente ha il proprio smartphone in classe, anche se lo utilizza per motivi didattici, in realtà quello smartphone è il suo mondo, sono i suoi amici, le sue relazioni, i suoi social, i giovani suoi si messaggi. sentono cittadini del web, è vero? E quindi sono costantemente, perennemente distratti e costantemente, perennemente attratti da uno strumento che ha molto più potere persuasivo rispetto a quello di un insegnante. Grazie professore. L'ultima domanda che le faccio, se ci fosse, non ce ne sono ancora, proposte di legge in questo senso, cioè con divieti 16, 14 eccetera, un po' all'australiana in Italia, lei voterebbe sì o no? Io voterei sì, so che c'è un'iniziativa da parte dei pedagogisti, c'è una raccolta di firme in questa direzione, ripeto, non perché sia convinto che possa essere, diciamo, attuabile al 100%, però per il valore simbolico ed educativo della norma. A volte le norme hanno un valore educativo, pedagogico. Chiarissimo, grazie professor Nicolosi che insegna sociologia dei processi culturali e comunicativi e che proprio su questi temi ha scritto Media e Memoria, allineamento di un nuovo culto del digitale, edito da Edit Press. Ci fermiamo qui, grazie ancora, buon lavoro per questa mattina. Noi tra poco parleremo dell'Istituto Sant'Agata per Catania con Claudio San Martino. Aspetti un attimo professore, poi ci siamo. State con noi, buongiorno Sicilia.
Buongiorno Sicilia, tra poco vi presento l'ospite. Intanto una notizia di poco fa, viene da Palermo. Carabinieri della stazione di Carini hanno arrestato e poi lo hanno messo ai domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico un quarantenne che è accusato di rapina aggravata. Avrebbe rubato una macchina dopo aver aggredito il proprietario, gli ha strappato le chiavi e in un'altra occasione ha tentato di portar via una seconda vettura, una seconda automobile, e ha minacciato il proprietario con un coltello per poi fuggire. Tutto questo a Carini, sventato però dai carabinieri, grazie al cielo, e complimenti. Benvenuto al dottor Claudio San Martino, che è coordinatore dell'Istituto Sant'Agata per Catania. Nasce infatti, questa è la notizia, l'Istituto Sant'Agata per Catania. C'è un appuntamento importante oggi al Museo Diocesano di Catania, in via Etnea 8, a partire dalle 17:30, con l'avvio di seminari informativi e di un corso introduttivo dedicato agli studenti. Dottor San Martino, di che si tratta? È un'iniziativa che abbiamo preso alcuni laici cattolici nel 2022, proprio sull'onda della necessità non solo di favorire la partecipazione, ma anche di dare le motivazioni alla partecipazione, non solo al momento elettorale, ma alla vita pubblica e sociale del nostro Paese. Dopo 2 anni di rodaggio, di seminari di formazione, prende avvio l'Istituto di formazione all'impegno sociale e politico Sant'Agata per Catania. Questa è un'iniziativa che è ben voluta, per non dire promossa, dall'arcivescovo Monsignor Renna, il quale, mi ricordo, appena arrivato a Catania disse subito: io sono un vescovo cittadino, lasciando disorientati alcuni di noi perché dicevamo: come vescovo cittadino, cioè che fa politica. Invece lui spiegò, come ha spiegato lei molto bene, ha spiegato a noi, la cristianità si realizza nel sociale, nella vita pubblica, ma non partitica o di schieramento, ma proprio con la partecipazione alla vita della città. È così, no? È proprio così. Difatti questa iniziativa, promossa da laici cattolici, ma fortemente sostenuta e incoraggiata da Monsignor Renna, che peraltro è stato uno dei protagonisti della 50ª settimana sociale dei cattolici, svoltasi recentemente a Trieste, il presidente del comitato organizzatore, ha seguito e continua a seguire e a incoraggiare questa iniziativa. E ci saranno una serie di incontri. Come si svolgerà questo corso, questi corsi? Io prima di parlare di questo vorrei citare una frase molto bella del Capo dello Stato a Trieste, alla recente assise dei cattolici italiani, dove oltre 1000 delegati si sono incontrati proprio per riflettere sul tema centrale in questo momento. Il tema era: al cuore della democrazia, la partecipazione. Il Capo dello Stato, citando Alexis de Tocqueville, diceva: occorre dare continuamente un'anima, una visione alla nostra democrazia, perché appunto de Tocqueville affermava che una democrazia senza anima è destinata ad implodere, non per gli aspetti formali, bensì per i contenuti di valore che ci stanno. E diceva un'altra frase, il Capo dello Stato, nel suo bel discorso: occorre camminare insieme. Camminare insieme è uno dei motti di questo istituto, camminare insieme con tutti, non solo con i cattolici, ma con tutti quelli che hanno a cuore un progetto di futuro per la nostra società e una visione della nostra società. Prima dell'impegno in forme partitiche bisogna avere una visione e condividere anche obiettivi di emergenze, di impegno sociale. Noi lo facciamo e proponiamo alla città 2 iniziative: i seminari informativi rivolti a tutti, in cui metteremo le mani sulle problematiche concrete, dall'ambiente alle infrastrutture, alle competenze e le funzioni del comune, il rapporto con lo Stato, la Regione, l'Unione Europea, gli elementi fondamentali per dare strumenti di partecipazione ai cittadini.
e poi un corso, e questo è il nuovo fronte che stiamo aprendo quest'anno, un corso introduttivo dedicato agli studenti delle scuole medie superiori e agli universitari, in cui gli si danno le motivazioni ma anche gli strumenti per favorire la partecipazione consapevole alla vita sociale e pubblica. Beh, quindi i seminari sono aperti un po' a tutti, no? Diciamo, e i corsi introduttivi rivolti più che altro agli studenti. Più che altro agli studenti. E abbiamo una grande collaborazione dell'università e della scuola superiore da questo punto di vista. Questo è molto importante che ci sia, naturalmente, e voglio ricordare, lei mi consentirà, ho qua tutto scritto, 6 incontri che si svolgeranno a Catania dal 16 gennaio, per gli interessati lo dico, fino al 27 marzo, tutti i giovedì dalle 16:30 alle 18:30 al Dipartimento di Economia e Impresa dell'Università di Catania e al Liceo Spedalieri di Catania. Questi sono, gli incontri sono per gli studenti? Per gli studenti. Invece i seminari informativi rivolti a tutti, non confessionali, quindi rivolti a cattolici e a non cattolici, certo, ovviamente, si svolgeranno alla scuola superiore dell'università. E questo tema, dottor Sammartino, è di estrema attualità, vista anche la scarsa partecipazione ormai, non solo in Sicilia e in tutta Italia, abbiamo visto anche le amministrative recenti, al voto. La gente ormai vota la metà circa, forse anche meno della metà. Sì. Ecco, voi andate in controtendenza, cercate di stimolare invece. Noi cerchiamo di invertire questa tendenza, ma soprattutto, e qui cito un'altra volta il Capo dello Stato, certo, che sia consentito, a Trieste diceva: affrontare il disagio, il deficit democratico che si rischia deve partire da una consapevolezza, che ciascuno sappia di essere protagonista della storia italiana e ciascuno deve essere alfabeta nella società e senza formazione non si riesce a dare un contributo consapevole alla società, certo, non solo al voto, ma anche ad una visione dei problemi cruciali, degli snodi cruciali della nostra società. E cosa che a suo avviso non riesce a fare la scuola? Noi diamo un contributo alla scuola, perché la scuola è un'agenzia educativa di estrema importanza, ma noi ci affianchiamo e offriamo questa opportunità liberamente a tutti, ma offriamo anche non solo gli strumenti di partecipazione, ma anche l'invito a costruire una visione della società verso cui camminare insieme. Il Capo dello Stato ha detto: la democrazia è camminare assieme verso obiettivi, verso visioni di costruzione. Estremamente interessante e importante. Una cosa apparentemente banale, che non c'entra nulla con i vostri seminari, ma la sua opinione mi interessa. Già i commentatori cominciano a dire: per affrontare questo problema della scarsa partecipazione al voto, una delle prime cose potrebbe essere quella di introdurre il voto online, un po' come si fa negli Stati Uniti, per esempio. Lei che ne pensa? Sì, non c'è dubbio. Io devo dire questo, mi appello ai dati. Nel 1947, alle prime elezioni al Parlamento, parteciparono il 94,2% mamma mia, dei votanti, degli aventi diritto al voto. Caspita. Le percentuali attuali le conosciamo e sono ormai quasi stabili, ahimè stabili. Allora, sicuramente gli strumenti tecnici agevolano, ma bisogna rimotivare alla partecipazione. Bisogna rimotivare e far capire che ciascuno è protagonista del presente ma anche del futuro, anche per i propri figli. La politica è proprio costruzione del futuro, quindi è anche un investimento sul futuro per i giovani, a favore dei giovani. Grazie. Vuole dare allora lei il primo appuntamento, è quello di oggi? Oggi pomeriggio al Museo Diocesano alle 17:30 ci sarà un'assemblea aperta a tutti, in cui con il saluto introduttivo di Monsignor Renna, e poi daremo la voce intanto a tutti i partner di questa iniziativa, che sono diversi, mi si consenta di citarli. No? Sono organismi, associazioni e movimenti: l'Azione Cattolica, Comunione e Liberazione, il Centro Culturale Arché, il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale, la Comunità di Sant'Egidio, Città Insieme, l'Associazione Cappuccini, il Banco Alimentare, Confu Cooperative, le MCL, le ACLI, la Gioventù Francescana, la Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali e l'Associazione Famiglie
per l'accoglienza. Oggi pomeriggio faremo questa assemblea pubblica con a tema l'impegno sociale, dopo Trieste, l'impegno sociale e politico a Catania. Via Etnea 8 alle 17:30 con l'avvio quindi dei seminari informativi aperti a tutti e del corso introduttivo. E ospiteremo oggi Sergio Gatti, che è il direttore generale di Federcasse. Perfetto, grazie al dottor San Martino, complimenti Grazie per a la lei. vostra iniziativa. Grazie a lei. Sant'Agata per Catania. Adesso ci fermiamo per qualche minuto e poi dopo parleremo di un bellissimo romanzo che è un romanzo verità, Il salto nel buio. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, abbiamo ancora un ospite, è Clemente Cipresso, giornalista e scrittore e autore, in questo caso del Salto nel buio, la pubblicazione di Transeuropa, un romanzo, eccolo qua, lo vedete, è un romanzo verità potrei dire, no? Ma su un tema estremamente, come dire, attuale però anche inconsueto. Ce ne vuoi parlare? Prima parliamo della fiction e poi diciamo la non fiction, come dicono gli americani. Allora, la storia. Esattamente l'11 gennaio del 2022 nell'Università del Maryland negli Stati Uniti viene eseguito il primo trapianto di cuore di maiale al mondo. La notizia... Trapianto di cuore di maiale sull'uomo? Sull'uomo, sì. La storia ha un enorme impatto sociale, se ne parla ovunque perché fino adesso non si era mai spinti fino a questo punto. La notizia viene riportata su tutti i quotidiani, passa un po' in sordina in Italia. David Bennett, il protagonista di questa vicenda, si trova costretto a scegliere o morire oppure accettare questo cuore di maiale. Lui non poteva essere inserito nei programmi convenzionali di trapianto uomo-uomo perché lui era colpevole di un reato, quindi non potendo essere inserito in questa lista, praticamente a un certo punto il dottor Griffith gli propone un'unica soluzione, quella del trapianto di cuore di maiale. Che era inconsueto, non si era mai Prima volta fatto. al mondo, non si sapeva in pratica cosa poteva accadere e di qui il titolo del libro, Il salto nel buio. Il salto nel buio. David Bennett accetta questa sfida e il trapianto riesce perfettamente. Si supera quello che era il timore più grosso per i medici e i paramedici, ovvero il rigetto iperacuto. Già, e quello è il problema principale. David Bennett sopravvive, io lo seguivo perché giorno per giorno per me era un'enorme conquista, ogni giorno una conquista per la medicina, un passo avanti per la storia della medicina e vanno a trovarli i parenti, vanno a trovarli gli amici, riesce persino a guardare con un cuore di maiale la finale del Super Bowl americano e tifa per la propria squadra del cuore. Purtroppo dopo 60 giorni muore per un'infezione virale di un citomegalovirus suino e quindi i suoi 60 giorni resteranno nella storia come un momento cruciale per la storia della medicina. E anche un ripensamento personale sulle proprie vicende in cui non entriamo nei dettagli perché sennò poi insomma, lo leggerete nel libro, Il salto nel buio. Però tutto questo è vero, cioè, e perché allora si ricorre, se si ricorre ancora, al trapianto non uomo-uomo ma maiale-uomo del cuore? Perché? Allora, in Italia c'è una questione legislativa abbastanza complessa, perché tutto parte da una direttiva europea che nel lontano 2010 dice che la sperimentazione animale è possibile e persino gli xenotrapianti possono essere realizzati. Però l'Italia ha posto un divieto su questa sperimentazione, un divieto che è stato poi di volta in volta rinviato. Ora si fa sperimentazione animale perché c'è una sorta di rinvio di quel divieto. Questo rinvio del divieto si concluderà il 1° luglio del 2025. A quel punto, quindi fra pochi mesi, a quel punto in Italia si dovrà decidere cosa fare. Il legislatore dovrà creare una norma unitaria intorno a questo problema e definire una volta per tutte come trattare questi pazienti. Ricordiamo che in Italia sono circa 8.000 persone in attesa di un trapianto e ogni volta che attendono l'organo probabilmente non ce la fanno nemmeno ad arrivare all'organo. Perché il problema sono i donatori cosiddetti. I donatori, cioè, sì, sono c'è pochi. un numero insufficiente di donatori. Allora,
nel caso del cuore abbiamo assistenze cardiache, poi utilizziamo anche valvole biologiche che provengono sempre dal maiale, e questa dello xenotrapianto potrebbe essere una valida alternativa che potrebbe dare un forte respiro di sollievo a queste situazioni. Quindi in Italia c'è veramente da fare molto, tra l'altro essendo un tema delicato, a livello politico ci sono sempre difficoltà, perché è un tema che porta via consensi, che non è ancora ben considerato, che può fa storcere il naso ad alcune persone. Sì. Dal punto di vista etico, forse? Sì, dal punto di vista etico ci sono numerose perplessità riguardo a questa tematica, ma ripeto, le valvole del cuore di maiale utilizzano già, le valvole del cuore che vengono impiantati nelle persone utilizzano già il pericardio bovino, e quindi già comunemente sono accettate, diciamo. Sì. Quindi lei, immagino, si augura che quando avverrà a giugno ci possa essere la fine del divieto? Sì, più che fine del divieto l'Italia deve iniziare a parlarne. Perché, dico la verità, quando ho provato a discutere della tematica ho trovato sempre delle difficoltà ad affrontare l'argomento, perché è un argomento, tra virgolette, che toglie voti, e quindi... Ah sì, eh? Sì, perché non è un argomento di vasta scala, non è un argomento di consenso popolare, anche se abbiamo notato più volte che facciamo sempre la stessa domanda: di fronte a una situazione in cui non ci sono alternative, cosa preferisci? Preferisci finire la propria esistenza o preferisci provare questa soluzione che in questo momento potrebbe essere una valida alternativa? Nel suo romanzo il trapiantato è al Medical Center dell'Università del Maryland. Quindi negli Stati Uniti è autorizzato? Sì, negli Stati Uniti sì, è autorizzato, tra l'altro poi è stato realizzato anche un secondo trapianto di cuore di maiale, è durato un po' di meno. Diciamo, il problema è sempre lo stesso: evitare che inizialmente ci sia un rigetto, perché trasportare, diciamo, prendere questo cuore da un maiale e portarlo in un uomo, la prima sensazione, la prima questione che si pone è questo cuore che venga espulso. Con delle modifiche genetiche sia nel maiale sia nell'essere umano, questo cuore riesce a restare all'interno dell'organismo, e quindi si evita quello che era il grosso, quello che poi ha determinato il primo trapianto di cuore uomo nel 1967 con Christian Barnard. Certo. Sì, in quel caso, diciamo, con la scoperta, diciamo, di queste sostanze che impedivano il rigetto, diciamo, il cuore è stato accettato. Quindi da lì si può partire, e da lì soprattutto si può fornire una svolta per quanto riguarda i trapianti. Non c'è più il rigetto iperacuto, ci sono delle modifiche genetiche che possono tenere il cuore in sede, e nel corso del tempo quello che poi si è manifestato, controllare l'infezione da citomegalovirus. Ma la legislazione attuale per quanto riguarda la donazione uomo-uomo cosa prevede? Diciamo, parliamo, scusateci, ma dobbiamo parlare a fine vita, diciamo, è automatico o ci vuole un consenso scritto, non c'è bisogno, si può negare, come? Allora, diciamo, dipende il paziente in quale stato si trova in quel momento, perché nel momento in cui ci si trova di fronte a delle patologie cronico-degenerative, il paziente sa che va incontro, diciamo, a quella situazione, quindi in quel caso il paziente può esprimersi liberamente. Viceversa, nel caso in cui il paziente ha una situazione acuta, improvvisa, eccetera, eccetera, si può vagliare di caso in caso. Ovviamente quello che si fa in questo momento è di trovare un ponte tra quello che è il momento in cui il cuore viene richiesto fino al momento in cui il cuore arriva, perché quello è il problema, perché questo periodo può essere più o meno lungo, non abbiamo tutta questa disponibilità degli organi, e quindi impiantare a volte su una persona abbastanza adulta un cuore che ha anche un costo per la società, un cuore artificiale che ha un costo per la società abbastanza elevato, deve essere ampiamente valutato. Sono anche delle strategie aziendali, cioè impiantare un cuore artificiale in attesa di un cuore da un donatore significa un bel esborso di soldi, cioè, costoso e complicato. Sì, no? Sì. E invece adesso, con tutte, come dire, rispettando le diffidenze anche di chi nei confronti degli animali ha anche un rispetto maggiore, eccetera, ci sarebbe maggiore
disponibilità, diciamo, usando questa parola un po' cinica, però a fin di bene naturalmente lo diciamo. Ci sarebbe maggiore disponibilità? Sì, noi nell'ultimo convegno che abbiamo fatto a Noto relativamente a questo argomento abbiamo messo sullo stesso tavolo la comunità scientifica e la comunità ecclesiale. C'era il vicario del vescovo di Noto e c'era il cardiochirurgo. Dove che si è trovato il punto di incontro? L'animale è sempre venuto incontro all'uomo sia per quanto riguarda la nutrizione sia per quanto riguarda supporti, protesi eccetera eccetera. Nel momento in cui si realizzano delle modifiche genetiche nell'animale che non portano ad alterazione della propria specie, quindi tutto resta così com'è, il punto di incontro si è creato, quindi l'animale viene incontro all'uomo e dà questo aiuto, diciamo, con questo organo. Il problema qual è? Tenere questi animali in una struttura adatta, protetta, dove si realizzi il cosiddetto benessere animale. Cioè gli animali non sono carne da macello, oppure quando si trovano in determinate condizioni vengono presi e vengono portati all'uomo. Gli animali sono allevati in situazioni particolari, curati e trattati con una serie di specialisti, e in quel momento il percorso è corretto, perché non c'è il rischio di infezioni tipo virali, non c'è il rischio di alterare anche la psicologia dell'animale, perché praticamente se si vuole eseguire una situazione di questo tipo non deve esserci un animale stressato, deve esserci comunque un animale che vive in condizioni Ci fermiamo qui, vedremo questo importante argomento se avrà degli sviluppi. Intanto facciamo i complimenti a Clemente Cipresso, che con il suo Il salto nel buio, edito da Transeuropa, ha introdotto questo argomento, il trapianto di cuore, il primo trapianto di un cuore di maiale, e che adesso è diventato un tema di attualità anche nel nostro paese. Grazie, complimenti. Noi proseguiamo con il nostro almanacco. Buongiorno Sicilia. Oggi 2 dicembre è la giornata mondiale per l'abolizione della schiavitù. La data è stata scelta in ricordo del 2 dicembre del 1949, giorno in cui l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva la Convenzione per la soppressione del traffico di persone e dello sfruttamento della prostituzione. Il Global Estimates of Modern Slavery sul lavoro forzato e sul matrimonio forzato conta circa 50 milioni di persone nel mondo ridotte in schiavitù. È quindi di fondamentale importanza la lotta attiva contro tutte le forme di schiavitù per perseguire la libertà, la democrazia e l'uguaglianza per tutti. Ma sapete cos'è Hyperloop? È il nome di un treno sperimentale progettato per viaggiare più veloce di un aereo. Questo sarebbe possibile perché nel progetto il treno viaggia in una galleria in cui è stato creato un vuoto parziale, quindi è possibile raggiungere pressioni bassissime. Il minore attrito permette infatti di arrivare a velocità più alte. Bentornati in diretta, buongiorno Sicilia, diamo la linea al nostro Marco Amato, vediamo se è in collegamento. Eccolo, con una bellissima tazzina che vedo qui sopra il mio teleschermo, molto carina questa, come la descriveresti? Buongiorno Michele, buongiorno Sicilia, buon inizio settimana. Oggi inauguro il lunedì con una tazzina che porta queste onde un po' stilizzate. Sono similissime a quello che è il glifo, al simbolo quindi dell'acquario. Acquario perché oggi parliamo di una cosa che a me piace moltissimo, una cosa che ha a che fare con la musica, una cosa che cade proprio sotto il segno dell'acquario, ovvero il Festival di Sanremo. Ah, ecco. È stata resa nota la lista dei 30 partecipanti, quindi in questa nuova kermesse del 2025 tanto attesa si annoverano tantissimi nomi. Abbiamo
Beni, abbiamo Simone Cristicchi, abbiamo Francesco Gabbani, anche Marcella Bella, Massimo Ranieri per i big del passato, insomma, ed ecco che di nuovo si comincia già a sognare chi sarà il vincitore. Abbiamo di fare un pronostico. Quest'anno come non mai è favorito proprio il segno dell'Acquario, quindi i cantanti che fanno parte di questo segno zodiacale sono particolarmente avvantaggiati, ma anche i Bilancia e i Gemelli e i segni d'aria, insomma, ed ecco che azzardando un pronostico penserei molto a Francesco Gabbani, che proprio è del segno dell'Acquario, Simone Cristicchi, che è una Bilancia, e magari anche la nostra Marcella Bella, che appartiene al segno dei Gemelli. Insomma, questi sono i grandi favoriti secondo lo zodiaco. Oggi è un giorno molto speciale perché la bella Venere a fine Capricorno riesce finalmente ad addolcire un uragano chiamato Urano nel Toro, e quindi un po' di calma e di benessere un po' per tutte, nuove tecnologie, nuovi mezzi a disposizione di medicina e salute. Plutone in Acquario comincia già a dettare i segnali di una nuova epoca più scientista e più ordinata. Super favoriti quindi i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno, che godono appunto di un nuovo ordine in amore. Acquario e Leone, che sono i segni appunto più coinvolti dal Sole e dalle stelle, ecco che trovano comunque intelligente fidarsi più o meno di qualcuno piuttosto che qualcun altro. Benissimo anche i segni d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario. Ottimo per il fuoco, perché finalmente dominano le pulsioni e le gelosie. E gli acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, oggi godono di una ritrovata armonia. Tutto sembra essere abbastanza benevolo, proprio perché la bella Venere è pianeta dell'armonia. E detto questo, auguro uno splendido lunedì e un buon inizio settimana a tutta la Sicilia. Grazie. Buona giornata. Grazie anche a te naturalmente, Marco Amato, con la sua meravigliosa tazzona, direi, era quasi un bicchierone di caffè, un po' all'americana. Vabbè. Luca, abbiamo notizie ancora? Sì, eccoli qua, tutti i giornali, no? Quelli che hanno nominato il nostro Stoa staranno facendo gli scongiuri, ovviamente, perché non si dice mai in una competizione i vincitori. Però diciamo, questo è 30 big. La polemica è: quanto durerà questo Sanremo? Perché a parte tutti i nomi, ricordiamo che quando Amadeus allargò a 24 il festival finì all'1:30, insomma alle 2:15. Quindi vedremo come sarà organizzato questo festival, il primo festival targato Carlo Conti, che è un ritorno. Tutti i giornali ovviamente danno ampio rilievo, ampio spazio a questa notizia. Ma c'è un'altra notizia che diciamo, ci fa piacere in qualche modo anche riportare, la prendiamo da Repubblica, ce l'hanno anche altri quotidiani. Marcia indietro sui medici a gettone, ne abbiamo parlato tantissimo, i gettonisti, solo un contratto a tariffe ridotte, le linee guida del Ministero per arginare il picco dei listini con compensi fino a 3.000 euro per Natale. Ora chiamate limitate ai casi urgenti, il primario ospedale in ginocchio, sarà difficile farne a meno. Quindi si apre un'altra polemica che riguarda tutta la sanità e il costo di questa sanità. Grazie Luca Ciliberti, è il momento della conclusione con Accade Oggi. Sappiate che il 2 dicembre del 2022 i Pinguini Tattici Nucleari hanno pubblicato un album che si chiamava, guarda caso, Fake News, ecco, massima attualità. Ascoltiamo uno dei singoli di maggiore successo contenuto nell'album dal titolo Rubami la notte, anche perché la notte ormai è finita, ci dobbiamo muovere verso la nostra giornata, augurandovi buongiorno Sicilia e dandovi l'appuntamento a domani. Pinguini Tattici Nucleari.